Al settaggio le spese di PDL, Lega e PD, rispettata la legge, dice il trevigiano Caner, siamo tranquilli. Tra il programma elettorale del Carroccio spunta l'abolizione delle province, Muraro furioso, spero sia un refuso. Furti a raffica in abitazione, ferramenta presi d'assalto per riparare ai danni fatti dai ladri e per blindare la casa. Non diagnosticò un melanoma, una 22enne di Godego che morì dopo 3 anni, medico di base a processo per omicidio colposo. Cooperative sociali in crisi, costrette a ricorrere alla cassa integrazione, sabato sfilata contro i tagli a Venezia. Il fondo per i veneti schiacciati dalla crisi, in aiuto questa settimana un 38enne di Mestre disoccupato da 2 anni. Buonasera dalla redazione di TG Treviso. In primo piano l'operazione della Guardia di Finanza che sta indagando sui conti e sulle spese dei gruppi consigliari in regione. Ben vengano i controlli, ribatte il capogruppo della Lega Caner, siamo tranquilli. Si sono presentati in Borghese bussando alla porta di Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Gli uomini della Guardia di Finanza, dopo 3 ore di lavoro, sono usciti con i bilanci dei gruppi consigliari di PDL, PD e Lega Nord. Come anticipato in diretta da Rete Veneta durante la trasmissione Focus, entra nel vivo la fase 2 delle indagini avviate a dicembre dal procuratore capo di Venezia Luigi Del Pino e dal procuratore aggiunto Carlo Mastelloni. L'obiettivo è far luce sulle spese del Parlamentino del Veneto dopo gli scandali scoppiati nel Lazio e in Lombardia. Il fascicolo conoscitivo aperto dagli investigatori veneziani non contiene al momento alcuna ipotesi di reato e non ci sarebbero indagati. Il lavoro di analisi delle carte probabilmente durerà alcune settimane. Verranno passati al setaccio dalle fiamme gialle tutti i contratti a progetto e a tempo determinato stipulati a collaboratori utilizzati per uffici stampa, attività di segreteria o per consulenze. Sotto la lente di ingrandimento poi tutte le spese sostenute dai consiglieri e rimborsate dai propri gruppi. Nel 2011 sono stati utilizzati a Palazzo Ferrofini 2.116.000 euro, una cifra minore rispetto a quella prevista dalla legge. La visita dei finanzieri non è arrivata a sorpresa. A ridosso di Natale c'era già stato infatti un contatto tra gli investigatori e i tecnici del Consiglio regionale, a cui erano state chieste le leggi sulle voci di spesa generali. Noi non abbiamo nulla da nascondere e quindi abbiamo con la massima trasparenza fornito tutte le carte che la Finanza ci ha chiesto sia nel 2010 che nel 2011 e 2012. Devo dire che la Guardia di Finanza si è dimostrata molto professionale e discreta, quindi ben vengano i controlli. La politica, la Lega avvia la campagna elettorale col taglio delle province. Per il presidente trevigiano Leonardo Muraro un fulmine a ciel sereno. Nel programma elettorale della Lega Nord al primo punto si parla di abolizione delle province. A questo punto è scissione in casa Lega, Presidente? Assolutamente no, se questa è la nuova linea politica prendiamo atto della nuova linea politica. È stato un po' un fulmine a ciel sereno che come mi auguro possa essere un refuso trascritto poi nel computer che non una reale volontà politica. Se poi è una volontà politica prendiamo atto che si conclude un percorso e ci abbiniamo e ci spalmiamo su altri progetti politici, programmi politici di altri partiti. Il fondo per i veneti schiacciati dalla crisi, in aiuto questa settimana a un 38enne di Mestre, senza lavoro da 2 anni, vive con la madre, ormai racconta non dormo più per l'assillo delle bollette da pagare. Siamo arrivati a Mestre, quartiere Bissuola, stiamo andando a trovare la famiglia Lando di Roberto che è venuto nella nostra trasmissione. Tu mi hai detto, è una cosa che mi ha molto colpito, alzarsi al mattino e non aver niente da fare, cioè non aver nessun lavoro, è una cosa tremenda, è quella che mi ha colpito. È una situazione molto dura, non per me ma anche per altre persone, giovani soprattutto. Non c'è un futuro, io non vedo un futuro, ho tanti progetti ma... Allora entriamo a casa tua, Roberto. Ciao Ivana, hai visto che siamo arrivati? Non riesco a trovare lavoro, vedi? Ma è un momento particolare per tutti, Ivana, sai? So che siamo in tanti. C'è un periodo che non mi sento più come prima. Mi sento proprio mal, capito, Minella? Facciamo un appello per il lavoro. Ho 38 anni, sono operaio specializzato nell'edilizia
non lavoro da quasi 2 anni, sono qui insomma disponibile. Cos'è oltre al lavoro che ti manca? L'amore. L'amore, ma hai l'amore della mamma? Vabbè, la mamma, ma non... Cioè vorresti farti una famiglia? Esattamente, sì, ho questi progetti. Questo è l'assegno di Rete Veneta. Grazie. Che vi permetterà di pagare un po' di affitto, un po' di bollette. Un ringraziamento a tutti quanti, a Rete Veneta, che ci hanno dato la possibilità di, appunto, di esporre il nostro problema. Anche io ringrazio tutte le persone di cuore, veramente, che hanno donato questi soldi e tutta Rete Veneta. Batti il 5 Ivana, dai, batti il 5. Dai Roberto, batti il 5. Ok. E veramente saluti a tutti e in bocca al lupo e continuate a lottare. Ciao mamma Ivana, ciao Roberto, ciao. E ora torniamo in città per parlare di criminalità. A Treviso con l'escalation di furti torna la paura e i trevigiani si barricano nelle case trasformate in fortini di sicurezza. Vediamo. Nella Marca, con l'escalation di furti e atti predatori, i trevigiani trasformano le loro case in autentici fortini. Più sicurezza è la parola d'ordine. Con le telecamere di sorveglianza si cambia la serratura, la porta blindata, con sistemi meccanotronici di alta tecnologia insieme alle classiche spranghe e fermi per scuri, balconi e tapparelle accanto alle casseforti. A confermare questa tendenza gli stessi specialisti, non più fabbri bensì serraturieri antigrimaldello. Chiedono di non aver visite in casa, quindi se non altro quando sono all'interno della propria abitazione, soprattutto di notte. Qui a Treviso è noto anche per quest'estate in via Signora Adriana del Vescovo c'è stato un'escalation di eventi. E si scopre il mondo nascosto della sicurezza. La gente è molto più attenta quindi a spendere qualcosa in più per essere più sicura rispetto in passato. Dai costi molto variabili. Il costo medio di mettersi in sicurezza è non oltre i 300 euro. Dal cilindro di sicurezza con chiavi punzonate alla porta blindata motorizzata senza serratura e con il codice di sicurezza che cambia a seconda del giorno e della persona, fino al lettore biometrico di impronta digitale, pulsazioni cardiache, anticontraffazione. Quindi se la persona è reale oppure se è un oggetto con l'imitazione dell'impronta. Il lieto fine della scomparsa ieri di una 12enne a Treviso, ma anche dalla cronaca giudiziaria, rinvio a giudizio di un medico di base di Castello di Godego che non aveva diagnosticato in tempo un melanoma. Questa e altre notizie nel prossimo servizio. Ritrovata alle 9 di sera dopo quasi 5 ore di fuga mentre camminava senza meta in Borgo Cavour, si è risolta per il meglio la scomparsa ieri pomeriggio in città di una 12enne. La ragazzina se n'era andata di casa dopo aver litigato con la madre perché non voleva andare a catechismo. Le aveva lasciato un biglietto in cui annunciava che se ne sarebbe andata lontano. Un paio d'ore la madre ha allertato i carabinieri che hanno diramato le ricerche in tutto il Veneto. Intorno alle 21 un'amichetta l'ha notata in centro avvisando i suoi genitori. Andrà a processo un medico di base di Castello di Godego che non diagnosticò a una giovane paziente un melanoma che, di lì a 3 anni, l'aveva portato alla morte. Giada Bortolotto, giovane maestra d'asilo di appena 22 anni, morì nel 2007. Il medico eseguì un microintervento di cauterizzazione di un neo. Alcuni mesi dopo il vero responso, la lotta contro il male e poi il decesso. Ora il professionista dovrà rispondere di omicidio colposo per colpa medica. Aveva nel sangue una quantità di alcol, 3 volte oltre la norma, eppure se l'è presa con i carabinieri che l'hanno sottoposto all'etilometro. Mi state trattando come un criminale, ha detto, solo bevuto a una festa di compleanno. Nei guai nella notte a Fagarè è finito un commerciante di Roncade di 59 anni, 2,04 il tasso di alcol rilevato che gli è costato il ritiro della patente e la macchina, una Volvo. I suoi clienti alla stazione dei treni erano studenti e giovani tossicodipendenti. Dopo lunghi pedinamenti in Borghese, i carabinieri di Vittorio Veneto hanno arrestato per spaccio di droga a Marghera un tunisino di 28 anni. Sabato scorso aveva ceduto a uno studente vittoriese 3 grammi di eroina. Le indagini hanno portato al nordafricano, bloccato a bordo di un autobus. Con sé aveva 24 grammi di stupefacente. I miei carabinieri del nucleo operativo si sono mischiati agli utenti della stazione ferroviaria e, avendo avuto una descrizione del soggetto da cercare, per 3 giorni hanno continuato a cercarlo finché l'hanno individuato e poi perquisito. E ora parliamo di scuola, continua il caos generale per le iscrizioni online. Sentiamo. Caos scuole per iscrizioni obbligatorie online. Disagio che da giorni colpisce le centinaia di studenti della Marca, alle prese col nuovo sistema ministeriale sempre più intasato.
A confermarlo anche una dirigente scolastica che ha proposto ai ragazzi un vademecum del proprio liceo che si interfaccia con quello del Ministero. La problematica è proprio questa di connessione alla pagina del sito del Ministero che permette di accedere alla procedura di iscrizione. Scuole che per aiutare e agevolare gli studenti smarriti fanno gli straordinari con riunioni e ricevimenti per spiegare come compilare l'iscrizione via web entro il termine previsto. Il sistema prevede che l'utente possa compilare una parte della domanda, salvarla e riprenderla in mano successivamente. Il consiglio è quello di riprovare in orari diversi distribuiti su tutta la giornata, probabilmente l'accesso è più facile nel pomeriggio, nonché magari negli orari serali. Il termine ultimo sarà il 28 febbraio. Anche le cooperative sociali scendono in piazza contro i tagli, una quindicina nella Marca nel 2012 quelle che hanno dovuto ricorrere alla cassa integrazione. Quello che ci preoccupa sono i fondi che calano drasticamente e se non viene messo a mano alla borsa qualche danno sicuramente lo subiranno le famiglie. Cooperative sociali trevigiane in difficoltà, pur facendo a loro volta parte del welfare, sono costrette a ricorrere alla cassa integrazione. Anno difficile il 2012 e il 2013 si è aperto anche peggio. Su 60 aziende che fanno parte del sociale, ce ne sono 15 che hanno ricorso alla cassa integrazione, no? Ma se si continua così ce ne saranno 20, 25, 30 e poi si dovrà essere costretti a pensare anche ai licenziamenti. E per fortuna chiusure definitive ancora non ce ne sono state, ma la scadenza nel 2014 di alcune convenzioni con gli enti pubblici complicherà ancor più le cose. Sì, noi non siamo abituati a fasciarci la testa prima di averla rotta, però è chiaro che dobbiamo anche far presente che questo livello di servizi viene garantito attraverso convenzioni che hanno marginalità molto contenute e tagliare significherebbe tagliare sui servizi. Cooperative che sabato marceranno su Venezia per chiedere alla Regione di ridimensionare i tagli, in 1200 dalla Marca, mentre 400 saranno i pulmini che sfileranno sul Ponte della Libertà. Noi nel sociale trattiamo, come ho detto prima, handicappati, disabili e persone affette da turbe psichiche, gente che non avrebbe alcuna prospettiva di futuro. Da oggi Rete Veneta si dimostra ancora più vicina a voi telespettatori, c'è qualcosa che non funziona e nessuno mi dà ascolto e io chiamo Rete Veneta. Se c'è un problema che volete segnalare, un pericolo o non trovate una risposta alle vostre lamentele, c'è e io chiamo Rete Veneta. I contatti li vedete come sempre in sovraimpressione, verremo con le nostre telecamere ad ascoltarvi per poi pretendere una risposta da chi di dovere. E ora l'iniziativa della nostra emittente legata invece al periodo, al carnevale. Inviateci le vostre foto in maschera ma anche i vostri video e noi li metteremo in onda. Potete spedirci il materiale all'indirizzo di posta elettronica che vedete in sovraimpressione, treviso@reteveneta.it. Tornano stasera a Focus come ogni giovedì i veneti schiacciati dalla crisi e come al solito sentiremo storie drammatiche purtroppo sempre più frequenti in un paese in cui si contano oltre 8 milioni di poveri. In studio oltre alle vittime della crisi e a Mirella Tuzzato anche i politici Maurizio Paniz, Matteo Bragattini e Antonella Tocchetto. Previsto anche un collegamento del direttore Luigi Bacialli con l'astrofisica Margherita Hack. Come sempre aspettiamo numerosi i vostri SMS. Vi ricordo alla fine del notiziario invece come ogni giovedì anche in questo caso la rubrica Acquistare informati. È tutto per questa sera, grazie per averci seguito, l'appuntamento è a domani, una buona serata a tutti, arrivederci.
Kiwi 6,5. Fate il pieno di vitamina C con le ottime produzioni di kiwi, ideale a colazione per risvegliare l'intestino e come frutto depurativo. Arance 7. Sul mercato sono presenti sia le dolci e succose rosse, tarocco, moro sanguinello, sia le navelle bionde e ottime da sbucciare per merenda. Banane 6. Merenda d'elezione per i bambini, la banana è un frutto presente tutto l'anno, la consigliamo anche agli sportivi per il suo apporto nutrizionale. Carciofi 6,5. Puglia, Sardegna, Toscana sono le regioni d'elezione per i carciofi nel vivo della stagionalità, primi arrivi anche di carciofini da mangiare crudi. Carote 7. Arrivano ancora dal nord Italia, specialmente dalla provincia di Rovigo, ottime quelle con la foglia che arrivano anche dalle zone di Fondi. Clementine 5,5. Qualità in discesa per le clementine anche se ancora dolci e sempre senza semi, provengono da Calabria e Puglia mentre arrivano le prime spagnole. Crucifere 7. Broccoli e cavolfiori sono ortaggi semplici e a buon mercato, ottimi da gustare cotti al vapore per un contorno leggero e molto salutare. Finocchi 7. Crudi o cotti, i finocchi di questo periodo sono di ottima qualità, ideali per depurarsi con poche calorie. Mandarini 6,5. Profumatissimi e molto dolci, i mandarini sono una prelibatezza e si riconoscono dalle clementine per la presenza di semi e le forti note aromatiche. Pomodori 6. Inizia la stagionalità del buonissimo pomodoro siciliano che con diverse forme e gusti ci accompagnerà fino all'inizio dell'estate. Radicchi 8. Periodo ideale per gustare il radicchio locale con ottima produzione di rosso tardivo e variegato, buono anche il cicorino chiaro. Porri 6,5. Ottima la produzione locale di porro, ortaggio squisito da gustare lesso in vellutate zuppe oppure per soffritti leggeri da acquistare. Rosse intense e succose, perfette per le spremute, oppure bionde come il sole, ideali per essere sbucciate, o ancora venate di tutte le sfumature, dal giallo al rubino e dolcissime. La stagione delle arance italiane è nel suo momento migliore sia per estensione varietale sia per qualità della maturazione, a partire dall'arancia rossa di Sicilia IGP, prodotta esclusivamente in alcuni comuni delle province di Enna, Catania, Siracusa e Ragusa. Oltre al terreno, il fattore determinante è l'escursione termica tra giorno e notte che permette agli agrumi di sviluppare maggiori quantità di vitamina C e sapore. Come nel caso delle tarocco, le più ricche di questo prezioso elemento e di antociani, sostanze che si sviluppano con il processo di vinazione e conferiscono all'agrume le tipiche striature rosse sulla polpa bionda. Tra le diverse varietà di arance, le tarocco sono quelle con la stagionalità più corta. In genere sono disponibili da fine dicembre fino a marzo. Le prime a maturare sono invece le moro, che possono essere raccolte dai primi di dicembre fino alla fine di febbraio. Sono molto richieste perché aprono la stagione delle arance rosse di Sicilia, anche se la loro produzione, un tempo esclusivamente italiana, negli ultimi anni si è estesa anche alla Spagna e oltreoceano in California. Le migliori da spremere sono infine le arance della varietà sanguinello, caratterizzate da pezzatura contenuta, buccia sottile e molto succo dal colore rosso intenso, sono disponibili sul mercato fino a marzo inoltrato. Acquistare informati si conclude qui. Maggiori approfondimenti domani sul Gazzettino di Treviso.